insa amargura anima, insa amargura anima. Tu eses comente a mie, tu etas a mie, a tie gizzuge il sorriso in salaras, urusi zuge si spina in sugoro, insa amargura anima, insa amistade anima, insa amistade anima. Tu eries comente a mie, tu etas simizas a mie, a tie gizzuge su sole in sagara, urusi zuge si spina in sugoro, insa amistade anima, indonziale nu anima, indonziale nu anima. Tu eses comente a mie, tu etas simizas a mie, a tie chi hire bellezza in surore, urusi zuge si spina in sugoro, indonziale nu anima. Saoge tua anima, saoge mia anima. Tu cantas comente a mie, tu etas simizas a mie, a tie chi ansias as manos sughe, urusi zuge si spina in sugoro, saoge tua, saoge mia anima, in soledade anima, in soledade anima. Tu eses comente a mie, tu etas simizas a mie, a tie gizzuge sorriso in salaras, urusi zuge si spina in sugoro, insa amargura anima, in soledade anima, in soledade anima. Tu eses comente a mie, tu etas simizas a mie, a tie gizzuge sorriso in salaras, urusi zuge si spina in sugoro, insa amargura anima. Non potrò riposare, amore coro, pensene a ti e so, donzi momento. Noi stesi in tristura, prenda oro, nei dispiacere o pensamento. T'assicuro che a ti è solo bramo, t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Se me sarà possibile d'angelo, si spirito invisibile di cavo. T'assicuro
e amo. Buonasera a tutti, bentrovati e grazie di essere qui. Più forte e più bello l'applauso. Dal Teatro Comunale di Tonara, dal cuore dell'isola dei Sardi, di un popolo che sa sempre rispondere quando c'è una mano tesa d'aiuto che ha bisogno di noi. 1000 voci per ricominciare. 1000 voci sono quelle che canteranno da questa sala per queste popolazioni che hanno avuto ovviamente la sfortuna di vedere le loro case crollare, di vedere vite conosciute, amate, perdersi sotto davvero questa tragedia immane che ha colpito il centro Italia. La Sardegna non rimane insensibile di fronte alle cose che accadono agli altri, perché sulla propria pelle ha vissuto le tragedie, ha vissuto il dolore, ma ha avuto anche la forza di ricominciare. Ognuno lo fa come può. Noi, mettendoci un po' di canti, tanto cuore e la speranza davvero che queste popolazioni tornino al più presto a una vita normale. Noi auguriamo solo questo davvero a tutte queste persone, i nostri fratelli dall'altra parte del mare. Non vi nascondo una certa emozione, l'emozione ovviamente che attraversa tutti i presenti. Tonara raccoglie, Tonara accoglie questo pomeriggio, ma hanno risposto tutti e hanno risposto in tanti. E chi non sarà su questo palco stasera per cantare ha voluto comunque manifestare un'azione concreta di solidarietà donando. E quindi di questo ne parleremo più tardi, ma avete visto i tanti colori dell'isola, perché i sentimenti da noi davvero si indossano anche con questo segnale di identità e sono una piccola rappresentanza di quello che vedrete questa sera su questo palco. E a noi fa davvero piacere che dai diversi paesi, non solo della Barbagia, ci abbiano raggiunto davvero per portare il loro contributo. Noi per ora li salutiamo, ma tra poco torneranno per accompagnare le formazioni corali che canteranno per noi. Quindi un bel applauso per tutti gli amici che con l'abito tradizionale hanno voluto regalarci questo saluto iniziale sulle note di No poto reposare, un canto d'amore che è parte del nostro patrimonio musicale, le voci di Maria Giovanna Cherchi e di Mango che lo hanno intonato e quindi ci hanno regalato davvero questo inizio nel segno della poesia. Vicino a noi rimangono due amici, ovviamente potete riconoscere subito l'abito tradizionale di Samugheo, perché sarà proprio Samugheo ad aprire con un canto questo incontro e sono i componenti del coro Polifonico e Samughesu. Un bel applauso per loro. 2 anni fa, venite avanti, proprio nel mese di febbraio, si sono dati un appuntamento per cantare insieme, per fare uno studio sulla vocalità, sulla coralità e hanno pensato ovviamente che questo loro progetto dovesse arricchirsi non solo di quello che riguarda l'impasto delle voci, ma anche di apporti strumentali che spesso nei loro concerti entrano a far parte del gioco del racconto. Samugheo, tra l'altro, in questi giorni ha già acceso i colori di un carnevale meraviglioso. Il 12 di febbraio ci sarà a Maimone, ma Samugheo è anche scrigno di storia e di memoria e, come vedete, anche di buon cuore. Gli amici di Samugheo sono diretti da Claudio Quirico Serra, che applaudiamo subito. E loro hanno deciso di cantare per noi e per Amatrice Serenada, gli amici di Samugheo.
Coro Polifonico Samughesu, davvero grazie a Claudio e agli amici di Samugheo che staranno con noi nel corso di tutto il nostro incontro, ma davvero grazie anche per aver dato le battute iniziali a questo incontro di cuore e di solidarietà. Samugheo, evviva sempre! Ci hanno raggiunto anche diversi sindaci che ovviamente hanno accompagnato i cori dei loro paesi, dei paesi d'appartenenza, e fra un po' saliranno a porgere un saluto, una testimonianza d'affetto, una parola di solidarietà. Andremo molto spediti perché abbiamo voglia di ascoltare tanti canti, però permettetemi quasi in apertura anche di salutare il coro femminile Tonara con un bellissimo applauso, perché pur avendo dialogato con gli altri cori per organizzare questo evento ha poi indossato le fatiche organizzative di questa manifestazione. Procediamo perché da un paese non distante, a Tonara, ad Esulo, paese meraviglioso sulla montagna, ci ha raggiunto una formazione, il Coro Montanaru di Desulo, che accogliamo subito con un bel applauso. Eccolo qua. Nato nel 1997, fondato e diretto da Tonino Puddu, che ha accompagnato l'attività del sodalizio per un decennio. Tonino in quel periodo ha composto tanti canti e ovviamente i cori della Sardegna hanno adottato tanta parte del suo repertorio. E dalle poesie di Antioco Casula emerge il ritratto di un vissuto quotidiano, perché il poeta desulese ovviamente ha offerto tanti spunti anche al coro Montanaro per cantare la poesia. E potete entrare, li accompagniamo con un bel applauso mentre si posizionano. E in questi 20 anni che onoreranno nel 2017 hanno inanellato tanti momenti di poesia, tanti ricordi legati alle rassegne, ai viaggi, alla voglia di cantare insieme e alla passione che unisce ovviamente il progetto del Coro Montanaru di Desulo, che è diretto da Vito Marci. Vieni Vito, presentiamo il brano di Tonino Puddu, Dammi Susole,
scritto e musicato dal maestro, rappresenta il sentimento più profondo espresso da un uomo nei confronti di un amore lontano e irraggiungibile. Il poeta ha una visione, un sogno. In un momento indefinito del giorno, probabilmente l'alba, quando il sole si incontra con le onde del mare e le risplende di 1000 colori, colori di primavera, chiede di concedergli la grazia di sognare e di consentirgli la realizzazione dei suoi sogni. Ovviamente gli amici del Coro Montanaro, come tutti gli amici che canteranno, e Samugheo che ha già regalato il suo momento, e si uniscono alla causa che ci vede qui oggi insieme, e quindi portare non solo canto ma anche testimonianza di solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto. Coro Montanaro di Desulo.
Vito Marci, coro Montanaru di Desulo. Mi dicevano gli amici di Desulo che da un po' di tempo anche il gruppo folk Montanaru è una realtà che si va a unire a queste associazioni che di Desulo portano la memoria, la bellezza, la poesia davvero ovunque, perché voi avete il piacere di abitare non solo un luogo, ma una storia davvero di pregio. Quindi grazie per essere stati qui. Gli amici del coro Montanaru di Desulo. Mille voci per Amatrice. È una manifestazione di carattere nazionale perché in diverse parti d'Italia le corali polifoniche si sono riunite, si sono organizzate, come qui questa sera a Tonara, per mettere insieme le voci, raccogliere fondi e destinarle a dei progetti, a dei singoli progetti, in questo caso per la ricostruzione del teatro di Amatrice. Tra poco avremo una testimonianza su questo palco, ma procediamo ancora con un canto, perché arrivano da Osilo, anche Osilo è un centro ricco di storia e di memoria, il Tufudesu, davvero queste tre cime, un castello che impera e domina, e ovviamente il racconto di una popolazione che balla, che ama moltissimo le manifestazioni equestri, le tradizioni in generale, e che canta anche attraverso le voci del coro Sacantoria de Suttufodesu de Osile, quindi di Osilo, diretti gli amici di Osilo da Michele Sai. Nel 2014 alcuni amici si riuniscono, in poco tempo si diffonde questa voglia di cantare, la notizia che questo progetto ha voglia di prendere le ali e di spiccare il volo, e in davvero pochissimo tempo si costituisce in associazione per fare ricerca, per fare studio, per rappresentare appunto anche quella tradizione osilese dei suoi poeti, dei poeti locali, attraverso il canto. E Michele Sai, che dirige questo sodalizio, è anche autore di testi, musiche e armonizzazioni che il coro spesso adotta nei suoi concerti, così come farà questa sera. Vorrei un applauso per Michele che mi raggiunge qua vicino. Vieni Michele. Ci terrei che presentassi tu il brano che avete scelto, perché nasce come canto per un ricordo, per una persona che è venuta a mancare, ed è ovviamente un atto d'amore che voi volete cantare in ricordo di Gianmario. Sì, non solo per lui, per tutte le persone che soffrono. Diciamo che nella poesia passiamo attraverso una metafora, che è la metafora dell'aquila che vola e che contro il vento e insomma fa un sacco di fatica. Diciamo che la metafora del pensiero è il pensiero un po' di chi soffre, di chi ha necessità proprio di riposare soprattutto la mente. E come l'aquila fa nella roccia, anche l'uomo ha necessità di riposarsi, e credo che la maniera migliore sarebbe riposarsi tra le braccia di Dio. E allora ascoltiamo Sacantoria de Suttufudesu. Un applauso.
Sa cantoria del Sud Tufudeso. Venite qua al centro. Loro sono due amici, una coppia che parte del gruppo folk Tufudesu di Osilo, quindi vi dicevo prima il canto, patrimonio di questa comunità, ma anche l'abito tradizionale indossato dalla regina in occasione della prima cavalcata sarda, e poi davvero la voglia anche di esprimersi attraverso delle danze che sono proprio peculiari del repertorio di Osilo. Davvero grazie per essere stati qui questo pomeriggio a portare una parte del vostro cuore, a voi e agli amici della cantoria del Sud Tufudeso, a Michele Sai. Grazie davvero. Loro adesso pian piano lasciano questo palcoscenico perché altri amici ci raggiungeranno. Però io vorrei subito qua vicino a me il sindaco di Tonara, Flavia Locche. Un bel applauso perché sarà lei a porgere il saluto di questa comunità. E nel frattempo si stanno liberando ovviamente i passaggi, si prepara anche il coro San Sebastiano di Tetti che tra poco ascolteremo nel canto che hanno deciso di
proporre per noi questa sera. Eccola qua, un applauso per Flavia Locche, sindaco di Tonara. Il saluto è doveroso, presumo il grazie nasca spontaneo, però poi mi piacerebbe anche, siccome Flavia è stata ad Amatrice e aveva stretto delle belle amicizie in questa località prima che accadessero i fatti tragici, insomma, che ormai continuiamo a vedere ripetersi e sempre nella loro drammaticità. Per cui ci piace proprio che tu possa portare il tuo saluto, ma anche la tua testimonianza. Allora, grazie a tutti, buonasera, benvenuti, bentrovati. Allora, sono sempre convinta, e oggi lo sono ancora di più, che la beneficenza non vada urlata, vada fatta in silenzio. Oggi la cantiamo in maniera molto soft, con molta commozione nel cuore, col pensiero rivolto a queste popolazioni che prima di questo terremoto ci sembrava che come noi stessero soffrendo per l'isolamento, per lo spopolamento, per la crisi economica che si è abbattuta, come per noi anche su di loro, zone così marginali. Niente però al cospetto di tutto quello che è capitato loro. Quello che mi sento di dovervi raccontare oggi è che neanche 20 giorni dopo questa catastrofe, chiamiamola così, perché oggi ci appare ancora più grave, più problematica, dopo le intemperie che si sono abbattute su quelle popolazioni. Dicevo, neanche 20 giorni dopo ci siamo recati per portare la testimonianza in segno di amicizia, visto che comunque, come ho detto prima, ci legano tante battaglie per il riconoscimento dei diritti delle zone marginali, ma quello che abbiamo trovato non è sofferenza, nonostante comunque ce l'abbiamo nel cuore, è tanta voglia di rinascere, tanta forza, tanta speranza. Il sindaco, il vice sindaco, al quale comunque siamo legatissimi, vedendo la nostra emozione, le nostre lacrime, ci hanno quasi sgridato, ci hanno detto no, non è così che si reagisce. Noi vogliamo speranza, noi vogliamo forza. Oggi vi ringrazio tutti per essere qui presenti e vi ricordo le parole che comunque Sergio Pirozzi racconta sempre e che ci hanno accompagnato anche le settimane passate, quando sembrava che questa nevicata ci avesse bloccato tutti, che chissà che cosa fosse successo tra di noi. No, lui dice sempre: non esiste notte tanto lunga da non poter permettere al sole di risorgere. Grazie a tutti. Grazie davvero. Ci vediamo prima del finale di questa manifestazione che prosegue nel segno del canto. Gli amici di Teti, nel 1998 il Comune organizza un corso, lì nasce il primo nucleo di un coro che di lì a poco diventerà associazione culturale. Sono qua, un bel applauso per il coro San Sebastiano di Teti, che nasce con l'obiettivo di recuperare e diffondere le antiche tradizioni mediante la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio poetico e musicale del territorio. Incidono un lavoro discografico dedicato a Teti nel 2008, tanti concerti, organizzano eventi che ovviamente richiamano altre corali, altri artisti di quest'isola che ovviamente nel segno della poesia e del canto si raccontano e hanno qualcosa da dire. Il coro San Sebastiano di Teti è diretto da Claudio Quirico Serra, che riapplaudiamo. Tu avrai il piacere stasera di accompagnare alcuni momenti della serata, di dirigerli, anche se con gli amici di Teti ha intrapreso un lavoro molto particolare. Lo vediamo adesso subito anche dalla scelta del brano che avete fatto per questa serata. Giovanni Giacomo Castoldi, nato a Caravaggio, vissuto nella seconda metà del 1500, i suoi celebri balletti. Da quest'opera è tratto l'umorista
è che proprio questo personaggio che viene tratteggiato e che le loro voci adesso ci racconteranno. Allora vi lascio all'ascolto degli amici di Tetti, coro San Sebastiano. Se mi fa saltare l'umor, per mia fede ti farò pentire. Se mi fa saltare l'umor, per mia fede ti farò pentire. Quante me le perdono, e contenti il mio desiderio. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Quante me le perdono, e contenti il mio desiderio. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Non ti fanno più pregare, tempo noto mio fido amor. Non ti fanno più pregare, tempo noto mio fido amor. Qualche premio non vedrai, a chi t'ha donato il cuore. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Qualche premio non vedrai, a chi t'ha donato il cuore. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Se mi fai saltare l'umor, per mia fede ti farò pentire. Se mi fai saltare l'umor, per mia fede ti farò pentire. Quante me lo perdono, e contenti il mio desiderio. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Quante me lo perdono, e contenti il mio desiderio. Camminella, dispettosa, come sia la mia amorosa. Una struttura semplice, una ritmica vivace, la spensieratezza di questa polifonia, i balletti che precedono di qualche tempo, i madrigali drammatici. Avete visto questa raccolta di canzonette, davvero una scelta molto particolare, quella del maestro Serra e degli amici di Tetti. Grande cuore anche da parte di questa comunità. Coro San Sebastiano. Con il sindaco di Tonara prima abbiamo voluto salutare la comunità, ma anche il comune, che ovviamente ha voluto contribuire affinché questa manifestazione potesse esserci, potesse essere una realtà in questo pomeriggio di festa e di solidarietà. Ma vogliamo anche salutare la Proloco di Tonara e vogliamo anche salutare il consorzio BIM Taloro, quindi con un bel applauso, perché ci hanno dato una piccola mano affinché tutto potesse correre verso questo evento. Siamo in diretta attraverso le telecamere di Sardegna Live. Questa scelta è stata voluta per portare ovviamente questo racconto anche fuori da questo teatro, arrivare nelle case, arrivare in tante parti del mondo. Io so che in questo momento, mentre ascoltano il nostro incontro, stanno anche commentando, portando anche testimonianze di solidarietà, e ci fa piacere. Tra poco leggeremo alcuni messaggi proprio per interagire attraverso questo spazio, e voi che ci state guardando in diretta e che avrete anche il piacere di ascoltare il canto del coro femminile Tonara. Un applauso per le signore di Tonara, che nel 1998 si sono date appuntamento, hanno voluto che questo progetto fosse non solo passione che si esprime con il canto, ma anche studio e ricerca sul campo. Per esempio, c'è quel documento che è stato CD e DVD insieme, che raccoglie le voci, le immagini
delle persone di Tonara che hanno voluto raccontare la loro esperienza, la loro memoria, e il progetto acquista valore perché ovviamente documenta e imprigiona questa testimonianza, la fissa e quindi diventa un momento prezioso del loro racconto. Tanti luoghi hanno accompagnato il percorso del coro femminile Tonara e hanno raccolto ovviamente quello che avevano da dire attraverso il canto e la loro sensibilità. Io Claudio non avrei dovuto farlo andare via, avrei dovuto tenerlo qua vicino a me perché accompagnerai con piacere anche le amiche di Tonara. Vieni Claudio, un applauso personale per te questa volta. Ho visto tra l'altro che per le 3 formazioni che hai accompagnato hai scelto proprio momenti diversi, anche stili diversi, repertori differenti. Per Tonara su cosa è caduta la scelta? Tonara sulla base del... Buonasera a tutti intanto. Sulla base del lavoro che ha contraddistinto tutta la loro storia abbiamo presentato uno dei brani tratto dal loro CD DVD, Adios Savuntana, che si richiama all'universo dei Muttos in sardo. Il tema è quello del dolore per l'abbandono della patria, è il tema per il dover lasciare un qualcosa che ci appartiene, il richiamo de Savuntana, che era il luogo di incontro, luogo di scambio di idee e di chiacchiere amene tra i paesani, e che si è dovuto lasciare in questo caso del brano, della poesia, per la guerra, per partire in Africa. Ma ci è piaciuto creare un parallelismo tra coloro che a causa del terremoto la loro fontana e la loro casa l'hanno dovuta lasciare contro la propria volontà, e quindi la scelta del brano è stata innanzitutto tematica. Questo è. Coro femminile Tonara.
Vorrei la coppia di Tonara vicino a me, venite, sono giovanissimi, rappresentano ovviamente l'abito tradizionale di Tonara, quindi il sentimento anche identitario di questa comunità, e vorrei dire una parola in più sulle amiche che hanno appena cantato, anche perché loro quando hanno deciso di organizzare questo evento, facendo questo tam tam tra i cori, perché poi nasce da una volontà comune, diversi coristi di diverse formazioni hanno deciso di organizzare questo evento. L'unica loro raccomandazione è che non emergesse il fatto che loro ci avevano dato anche un pochino di più in termini di fatica di organizzazione, di mettere insieme tutte le corali. Invece a me fa piacere rivolgere loro un bel grazie al di là di tutto. Poi i cuori sono tutti uguali, ma avete messo anche un po' di muscoli, quindi questo applauso è per voi. Grazie, grazie. Allora, possiamo proseguire. Ed è un viaggio un po' anche nel territorio, poi ci spostiamo ma torniamo a casa, perché Gadoni dista pochissimi chilometri da Tonara, e questa formazione, oltre che nello spazio, quindi in termini di chilometri, viaggia anche nel tempo, perché da 12 anni ha deciso insomma di animare questo progetto culturale e musicale e tradizionale insieme. Sto parlando degli amici del coro Boges de Gaudionu di Gadoni, coro diretto da Antonio Zanda, che adesso ci raggiungerà sul palco. Tra l'altro mi fa piacere dire che questa formazione, tra i tanti concerti, tra le tante rassegne, ne ricorda una in particolare, quella che tennero a Camarda in Abruzzo, dove le loro voci hanno vibrato di sensibilità e di Sardegna per le popolazioni colpite dal terremoto del 2009. Quindi questa sera sono qua anche per aver visto da vicino e per aver ascoltato da vicino il dolore di chi ha provato la tragedia, per cui stasera stiamo cantando con la voglia di ricostruire e di ricominciare. Il sodalizio è diretto e l'applauso è per lui, da Antonio Zanda. Antonio, tra l'altro stasera eseguite a coro Mannu su testo e musica proprio composti da te, e quindi vi ascoltiamo, questo è il vostro contributo per 1000 voci e questo incontro che ci riunisce per ricominciare. Gli amici di Gadoni. Sano che si ero azul da sa strade,
Noves de Gaudionu Gadoni, il maestro Antonio Zanda, che mi hanno portato questo canto solare. Ci fa davvero piacere che siano stati in nostra compagnia e che continuino a stare in nostra compagnia fino alla fine. Un applauso per questa formazione di Gadoni. Tiana è particolarmente suggestivo nel luogo in cui si trova, queste montagne che lo adornano, la Gualquiera, che quindi ci porta un po' della sua storia e di questa forza che arriva da lontano. Ma Tiana da un po' di tempo ha anche una corale che canta, che ha inciso un lavoro discografico in occasione del suo primo decennale a Ninni a Pizzinna e che ovviamente prosegue in questo progetto di studio e di ricerca che ha voglia di esprimersi attraverso quindi il canto e la voglia di stare insieme. Il coro polifonico Sant'Elena di Tiana. Eccoli qua, gli amici di questa comunità. Maria Chiara Piras dirige l'organico, un complesso vocale a voci dispari che appunto nasce nel 1999 ed è formato da circa 20 elementi. Predilige cantare a cappella e possiede un repertorio sia sacro che profano. Adesso Maria Chiara ci dirà che cosa ha scelto questo pomeriggio insieme agli amici di Tiana per cantare insieme e per portare il contributo della comunità che oggi ha il piacere quindi di dirigere e di mettere insieme in termini di voci. Buonasera a tutti, grazie mille. Noi stasera vi presenteremo un canto di speranza, basterà ascoltare il testo per capire perché vi dico questo, su testo poetico di Antonio Sannia e su mia armonizzazione, Abbolu Saddie. Coro polifonico Sant'Elena di Tiana.
Grazie. Davvero Tiana presente, davvero con grande entusiasmo a questa iniziativa, quindi davvero un saluto, il coro polifonico Sant'Elena. Mi piacerebbe che inquadraste il pubblico che è arrivato questa sera a Tonara, se hai piacere Luisella, ci spostiamo su di loro perché devo dire che è bellissimo lo spettacolo da quassù e vorrei che voi vi faceste un applauso da soli, perché davvero essere qui oggi significa aver capito lo spirito dell'iniziativa. Nonostante fuori ci sia davvero un tempo incredibile, tanta pioggia, tanto vento, veramente un giorno di pieno inverno, ma questo non ha fermato nessuno e ci fa molto piacere. Allora proseguiamo con Azzara, un'altra comunità gentile che ha saputo attrarre nella sua storia tanti pittori che lì si sono fermati. Intanto un bel applauso per il coro polifonico di Azzara, che lì si sono fermati, hanno soggiornato, hanno immortalato con la luce, i colori, le suggestioni, gli scorci caratteristici, i particolari dell'abito tradizionale, documentando davvero una storia che è diventata arte, per non dimenticare poi che di Azzara anche Antonio Corriga, che a sua volta ha saputo esportare l'arte che nasce ad Azzara in tutto il mondo, e ci fa sempre piacere avere un'occasione per parlare di lui. Azzara ovviamente balla, Azzara ovviamente canta questa sera con la direzione di Enrico Pilo. Un bel sodalizio che da qualche anno viaggia, sta collezionando canti, li sta mettendo insieme, li sta portando davvero negli spazi d'ascolto per il piacere davvero di esternare quindi la volontà quindi di esprimersi, ma poi di portare anche in occasioni come questa davvero un contributo di sincera solidarietà. Vorrei che tu presentassi il canto che loro adesso eseguiranno e che porgessi anche un tuo saluto. Sì, buonasera a tutti, un saluto caloroso da parte mia e da parte di tutto il coro di Azzara, naturalmente che siamo orgogliosi di essere qui stasera per cercare di dare in qualche modo un piccolo contributo che possa dare una mano alle persone più sventurate di noi, insomma. Anche qui la neve ci ha fatto penare un pochino il periodo scorso, ma non ha niente a che vedere con quello che stanno passando in altre zone, purtroppo. La canzone che vi presentiamo oggi è Mustras Hermanos, è un brano di Salvatore Corriga, che poi è fratello del più noto pittore Antonio. Mustras Hermanos, lui ha pensato alla gente di Sardegna, che molte volte noi, che ne so, per soggezione o per paura o chissà per quale motivo, non riusciamo a essere noi stessi e molte volte ci nascondiamo dietro qualche velo. E lui dice Mustras Hermanos, proprio dedicato al popolo di Sardegna, che, pensando che molte volte guardando le mani si riesce a leggere il sentimento dell'animo. Allora, ascoltiamo questo canto del cugino di Antonio, Salvatore cugino, però c'era questo affetto che li rendeva fratelli. Tu hai confuso? Me la potenzava. Facciamo così. No, perché si è tomboato dietro. Va bene, allora gli amici del coro polifonico di Azzara, diretti da Enrico Pilo, applauso.
Azzara ha risposto al nostro invito con questo canto, ma come sempre anche con lo spirito di essere parte di una comunità allargata che oltre a Zara ha sempre il piacere di viaggiare. Quindi grazie agli amici del coro polifonico e a Enrico che lo ha diretto. Dicevo in apertura d'incontro che in sala ci sono alcuni amici sindaci che sono venuti per accompagnare le comunità che cantano e quindi ci farà piacere ascoltare qualcuna delle loro voci. Tra poco ne inviteremo alcuni, però adesso dedichiamoci all'ascolto di un altro brano e approdiamo idealmente a Belleville, dove nasce nel 2010 una corale femminile, Stella Splendens, diretta da Gigi Oliva. Anche loro hanno voluto quindi creare un percorso di ricerca, affinare quello che era il valore del canto e organizzare attraverso la loro associazione diversi eventi che dessero spazio alla cultura, alla musica, alla poesia, al teatro, al racconto, una su tutte Cadira Simprazza, ma non solo. Allora un bel applauso per le amiche di Belleville che sono qua. Come vedete in questo organico ci sono anche delle giovanissime, perché tu vieni vicino a me, sei proprio credo la più piccola cantante di tutta la serata. Come ti chiami? Simona. Simona, un applauso per Simona. Vuol dire che abbiamo ancora un futuro da raccontare. Però Simona, io adesso prima di farvi cantare il brano che avete scelto, e poi saluto anche Gigi, devo fare una cosa, perché oggi che giorno è? Il 5. Il 5 febbraio, e sai che c'è una signora qua dietro le mie spalle che oggi compie gli anni, ed è Olivia. Un bel applauso per Olivia. Venga qua. Venga, Olivia. Ci tenevano le amiche di Belleville a farle gli auguri davanti a tutta la platea, insomma, alla comunità di Belleville, che è ben rappresentata perché più tardi avremo anche il coro maschile. Allora, Gigi, intanto benvenuto a Tonara, bentornato a Tonara. Che cosa avete scelto per le ragazze? Niente, prima di tutto un saluto e un ringraziamento agli amici di Tonara che ci hanno coinvolto in questa serata. Noi siamo onorati di essere qui con voi. Voglio dire un solo pensiero, se mi è concesso. Io sono di Bosa e ho lasciato qualcosa a Bosa oggi, che ci sono stati i funerali di Francesco, che ha perso la vita durante il suo lavoro, e mi piacerebbe ricordarlo. E il brano che abbiamo... Grazie. Grazie. Il brano che abbiamo scelto è un brano diciamo, abbastanza gioioso, è un duru gallurese che io ho armonizzato in maniera molto 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 semplice. E il piacere che altro è quello di stare con voi oggi. Grazie. Ascoltiamo le signore di Belleville. Porta lucriu, lupiccione piu piu, piu piu lupiccioni e me facci l'agnoni, l'agnoni facci me, lupul che due ue fa lupul che du bau lucate du bau e laiata facci miau facci laiata e mumu facci l'H. La H facci mumu, luiadu cucurucu, cucuru facci luiadu, zoppu e lo mio cavado, zoppu e lo mio cavado, zoppu e lo mio cavado, zoppu e non può andare, abadai, abadai.
ci porta Lucriu, lupiccione piu piu. Piu piu lupiccioni e memme facci l'agnoni. L'agnoni facci memme, lupul che due ue fa lupul che du bau. Bau lucate du bau bau e laiata facci miau. Miau facci laiata e mumu facci l'aca. La H facci mumu, luiadu cucurucu. Cucuru facci luiadu, zopu e lo mio cavado, zopu e lo mio cavado, zopu e lo mio cavado, zopu e non può andare. Abadai, 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 abadai. Allora, grazie intanto. Vi tengo un secondo, perché so che c'è Enea Poddi e penso che sia in sala. Vieni, raggiungimi. Facciamo un applauso a Enea, originario di Belleville, vive a Siniscola ed è anche parte del coro Montalvo di Siniscola. E lui in questa occasione ha voluto scrivere alcuni versi e aveva il piacere di esprimerli proprio su questo palcoscenico e per questa circostanza. Ti ascoltiamo. Innanzitutto buonasera e grazie a tutti voi per essere qui per questa occasione che è molto importante. Allora, io ho scritto questa, poesia pochi giorni dopo il primo terremoto del 24 agosto e mi è venuta così: sa tremula e sa terra. Arriba che un arraio in die serena, tremme sa s'intragna de sa terra, fa che dannoso, canto e prul de sa guerra, che una vera agreste intro e satana, chi bogare che le sa caragone, che una vera corrala in un ungrone. Lassa distruzione e morte, distrue s'animo e sa gente, li tramuda sorbisos, nendilea sardommo, sos affettos, sos ammentos. Chi sia in intredie o a notte manna, distrue tutto, canto e sforte sunda. Ma su tempus totus anas, su tempus el maistu, augurande chi su beni dorisoro sia pleno de salute e gioia e non sia tristu. Grazie. Grazie Enea, di cuore. Grazie al coro polifonico femminile Stella Splendes di Belleville e grazie a Gigi che ritroveremo più tardi con Sosordinagos di questa comunità, quindi che ha il doppio coro, femminile e maschile, due associazioni distinte che camminano parallelamente per esprimere quindi sentimento attraverso il canto. Proseguiamo. Abbiamo parlato all'inizio di questo incontro di Desulo, questo luogo meraviglioso che dall'alto domina, protetto dalle montagne, da un verde intenso che ha le sue diverse tonalità, proprio come la forza e il carattere dei suoi abitanti che sanno riconoscere nel momento del bisogno dove portare il contributo di solidarietà. Il coro polifonico Padentes nasce nel novembre del 2001, è diretto da Ivano Argiolas, sta guadagnando l'ingresso, facciamo loro un bel applauso. E propone un repertorio vasto e articolato che da una parte ovviamente affonda le radici in quella che è la storia, la memoria, la poesia Montanaru su tutti, ma poi ovviamente il loro repertorio si arricchisce anche delle altre voci dei poeti e poi nel tempo ha saputo arricchire il repertorio anche con brani di inedita composizione, perché questo è il gioco dei cori che sono ambasciatori della nostra lingua e della nostra cultura, valorizzare quello che abbiamo avuto in eredità e poi comporre affinché altri possano anche godere della nostra testimonianza. Intanto vorrei un bel applauso per Ivano Argiolas. Vieni Ivano. Poi dopo
Ascolteremo anche il sindaco perché abbiamo il piacere proprio di ascoltare i saluti ma anche le testimonianze. Però lui qui adesso è nelle vesti del coro Padentes e quindi entra in questo gioco, nel gioco del canto. Che cosa avete pensato di regalarci in questa circostanza? Un classicissimo Aduro Duro. D'altronde è una canzone per bambini. Non possiamo non pensare in questo momento ai bambini che stanno male nella località di Amatrice. Di tutti i paesi terremotati, quindi pensiamo un attimino più ai bambini e regaliamoli questo momento un po' di allegria, un canto un po' allegro dove una filastrocca popolare dove si prendeva un bimbo in ginocchio, si ballava, lo si rendeva felice. Questo era il modo di allietare i bambini prima. Oggi hanno altri sistemi un pochino più tecnologici, non so se sia buono, se sia negativo. Alcuni di noi preferiscono cantare a Duro Duro, io preferirei cantare ai bambini a Duro Duro. Lo ascoltiamo a Duro Duro. Gli amici del coro Padentes di Desulo. A Duro Duro e Dursettu, maisto peñada e suegastettu, maisto peñada e sorsei, su bene portes a puntarte ve a Duro Duro. Bimbo, bimbo, su bene portes a simpaliada e issa valia sia de argentu, de esos pastores cumone centu cumones e centu pastores a Duro Duro. Bimbo, a Duro Duro e Duro Settu, maisto peñada e suegastettu, maisto peñada e sorsei, su bene portes a puntate vei, su bene bon. E un frade tegnas al rettore, una sorre, un pici alissa, cadirar d'oro di portenta missa, cadirar d'oro di portenta cresia, e mamma tua sia sa marchesa, e babbo tuo sul governatore, dal Duro Duro sul più minore, a Duro Duro, a Duro Duro, a Duro Duro e Duro Settu, maisto peñada e suegastettu, maisto peñada e sorsei, su bene portes a puntate vei, su bene bon bimbo, a Duro Duro e Duro Settu, maisto peñada e suegastettu, maisto peñada e sorsei, su bene portes a puntarte ve, a tarde ve, a Duro Duro. Su bene portes a simpaliaba e issa valia sia de argentu, de esos pastores cumone centu cumones e centu pastores a Duro Duro di più minore, a Duro Duro di più minore, a Duro Duro e Duro Settu, maisto peñada e suegastettu, maisto peñada e sorsei, su bene portes a puntate vei, su bene bon bimbo, bon bimbo, bon bimbo, bimbo, bimbo. Grazie a Ivano Argiolas, grazie agli amici del coro Padentes di Desulo che congediamo. Io trattengo con me soltanto il sindaco Gigi Litarro. Ancora un applauso bellissimo per Desulo. Ben trovato, ben trovato. Allora, il canto ovviamente è un apporto, si apre il cuore e si ha voglia che
quello che è un po' uno strumento anche di passione, di emozione, diventi anche uno strumento di utilità, cioè portare davvero una mano d'aiuto dove ce n'è bisogno. E i sindaci, che spesso sono gli interpreti anche delle difficoltà che le comunità attraversano, hanno la capacità anche di intercettare quindi il bisogno. Da questa esperienza cosa è arrivato a te personalmente e cosa vuoi comunicare alla platea di Tonara e a chi ci sta seguendo anche attraverso Sardegna Live? Allora, grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, il mondo delle associazioni è sempre stato vicino ai problemi veramente della Sardegna, ma dell'Italia intera. Più di una volta i cori, soprattutto i cori di questa zona, si sono uniti per dare un po' di solidarietà e un po' anche di beneficenza a delle persone che ne hanno avuto bisogno. Quello che forse noi non capiamo e non riusciremo mai a capire è il dramma che vivono queste popolazioni. Perché la Sardegna, ora noi ci siamo lamentati per la nevicata, che è sempre un evento calamitoso abbastanza importante, però aggiungiamoci a una nevicata, alla neve, al gelo, la distruzione totale, l'abbandono da parte dello Stato, perché è doveroso dirlo anche questo, soprattutto a Matrice, dove il sindaco di Tonara conosce molto bene Pirozzi, lamenta più di una volta l'assenza di uno Stato. Questa è la cosa peggiore. Soprattutto noi amministratori dovremmo prendere esempio da quest'uomo coraggioso, che non ha paura di dire la sua, non ha paura mai di scontrarsi anche con le istituzioni e dire che in certi casi l'Italia deve mettere da parte la burocrazia e pensare a risolvere i problemi della gente comune. Ecco, questo vorrei che arrivasse questo messaggio. Quella gente non ha bisogno solo della solidarietà, dei soldini che magari arriveranno con le varie raccolte, ha bisogno soprattutto che lo Stato metta da parte la burocrazia e ricominci al più presto la ricostruzione. Grazie al sindaco di Desulo, Gigi Litarru. Continuiamo ad ascoltare canti e vorrei davvero salutare tutti quelli che stanno lasciando un messaggio, un'attenzione, anche attraverso, dicevo, Sardegna Live. Ho visto messaggi dalla Scozia, da Bergamo, ovviamente esprimono solidarietà, si complimentano davvero con tutte le corali. Continuate a farlo. Qualcuno ci chiede come può donare. Ecco, l'intenzione di aprire questo teatro attraverso la diretta era proprio quella: chiunque voglia donare, intanto Sardegna Live comunicherà proprio gli estremi di un bonifico diretto, ma sul sito internet 1000 cori per ricominciare ci sono proprio tutti i dati necessari affinché voi possiate fare anche una donazione diretta per sposare la causa che oggi ci riunisce. Quindi se lo fate, fate una cosa bella, perché credo che noi oggi siamo una sorta di grande jukebox di questa Sardegna, di questa tradizione che si esprime attraverso le voci dei cori, e quella monetina ideale, così come la nostra memoria ci rimanda, in qualche modo può essere servita anche da voi che state ascoltando i canti dei nostri cori, che a questo punto trovano gli amici di Sorgono, Coro Santu Mauro, diretto da Salvatore Bua. Eccoli qua. Ci raggiungono un sodalizio che si costituisce nel 1997, sempre per una volontà che nasce da alcuni amici, la passione per il canto, per la musica, e che poi contagia, si allarga e diventa progetto e punto di riferimento di una comunità. E quindi questo progetto che ha lo scopo di scoprire e valorizzare la musica sarda nell'ambito del canto corale maschile. Dal 2013 c'è la nuova direzione, quella di Salvatore Bua, e con lui c'è stato un ulteriore impulso a quella che era proprio la volontà di ricercare, quindi come dicevamo prima, di affondare le radici per far sì che emerga questa memoria che possa essere espressa dal canto. Io vorrei ovviamente un applauso per Salvatore Bua. Il brano che loro propongono è Bandidos Passos, tratto dall'omonima poesia di Bonaventura Licheri, San Mauro, 1800, una cronaca che risponde a una verità. Loro ci tengono a porgere un ringraziamento a Enrico Pilo, che ha composto la musica di questo brano. Coro Santu Mauro di Sorgono.
Salvatore Bua, gli amici di Sorgono, il coro Santu Mauru, davvero grazie per questa vostra presenza e questa vostra testimonianza. Antonio, venite un attimo al centro perché mi fa piacere ovviamente salutare anche questa coppia che rappresenta Sorgono, rappresenta anche il gruppo folk Sorgono e che ha voluto ovviamente essere qua a portare proprio un segnale di presenza, un colore che nasce dalla parte interna del cuore. Quindi grazie anche per voi che siete arrivati questa sera a Tonara in compagnia degli amici del coro di Sorgono. Allora, mentre voi pian piano abbandonate il palco, io vorrei sul palco il sindaco di Belvì, Sebastiano Casula, se ci raggiunge, eccolo qua in prima fila, gli facciamo un bel applauso, così ci porta il suo saluto e un pensiero a beneficio di questa iniziativa. Mentre si libera il percorso voglio anche ricordarvi un appuntamento. All'inizio abbiamo detto di Samugheo, quindi il 12 di febbraio a Maimone, però è nata una bellissima iniziativa proprio pochi giorni fa a Nuoro che mette insieme i carnevali della Barbagia, anzi hanno voluto proprio chiamarlo Carnevale di Barbagia perché è il Carnevale 1 che poi ha declinazioni differenti nei veri ambiti del territorio, quindi tutte le nostre comunità sono sotto quest'insegna e quindi gli appuntamenti davvero poi diventano documento e racconto. Sebastiano è qua, un bel applauso forte. Abbiamo ascoltato prima le voci delle donne di Belvì, tra poco arriveranno anche le voci maschili e mi fa piacere che tu di questa comunità possa essere anche pensiero e parola. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie. Anche noi nel nostro piccolo vogliamo portare il nostro saluto a delle comunità meno fortunate di noi. Mi fa piacere la parola che stai usando stasera, una comunità allargata. Con una comunità allargata è molto più semplice dare una mano d'aiuto a tutti quanti e darla anche a noi stessi. Io so che Belvì ha già attivato una serie di iniziative, quella di oggi voleva appunto, come hai sottolineato tu, mettere insieme tante iniziative in una sola, perché poi per iniziativa si intende quel singolo gesto, il gesto delle varie associazioni, poi dopo marcheremo meglio questo concetto. Oggi su questo palco stanno salendo tante corali polifoniche, tante altre non ci sono perché non sono riusciti a organizzarsi per questa occasione, perché hanno avuto degli impedimenti anche dell'ultima ora, però hanno voluto comunque prendere una piccola busta, mettere dentro qualche soldino e essere qui. Non hanno portato materialmente il loro canto, ma il loro cuore sì. Quindi un applauso a tutte le corali che non ci sono, ma che hanno voluto esserci. E magari sono anche qua rappresentate dai diversi amici che militano nelle diverse associazioni. Davvero grazie. Sebastiano Casula, sindaco di Belvì. Torniamo a Teti. Teti con le sue emergenze archeologiche ha rivelato un passato lontano. Avete cambiato programma, io so che c'è Surballe di Teti adesso, ma credo che siano pronti gli amici di Teti. C'è un cambio di programma? Vedo il coro di Desulo e allora non importa, vuol dire che si va avanti e indietro in questo racconto e dopo parleremo delle emergenze archeologiche di Teti e delle voci del coro Surbale, ma adesso è il momento di presentare gli amici diretti da Federico Di Chiara, quindi un applauso per il coro polifonico Anninora di Desulo, eccoli qua. Un'altra formazione, Desulo è una bella comunità che nel segno del canto ama esprimersi, del resto ha tanta poesia da raccontare. Anninora rispetto alle altre associazioni è nata in tempi più recenti,
ma con lo stesso spirito, quello di dare davvero a una comunità che abbiamo più volte menzionato, e mi fa piacere perché oggi ci sono davvero tutte le anime associative che cantano di Desulo, quindi ha voluto quindi dare quindi questo percorso e questo contributo alla ricerca. Federico ha il piacere di dirigerli, facciamo un applauso solo per te. E lo stesso discorso che vale un po' per tutti i cori che sono saliti su questo palco vale anche per il coro Anninora, quindi ricercare, mettere insieme i canti, unire di passione davvero le intenzioni, dare con la solidarietà anche valore quindi al lavoro che state producendo negli anni, e poi le tante serate, i tanti incontri e quei progetti che poi diventeranno anche materiali, quindi incisioni, organizzazione di eventi, quindi questo è un po' un passaggio comune. Voi questa sera che cosa avete scelto, Federico? Noi abbiamo scelto Muttoso de Amore, praticamente, è una poesia scritta in dialetto desulese, scritta da uno di noi, ossia dal nostro presidente Sebastiano Peddio, scritta appunto in dialetto desulese, che è stata armonizzata da Tonino Pud, un personaggio che appunto ha dato tantissimo a Desulo in generale per quanto riguarda la conoscenza, quindi io, ecco, un applauso doveroso a tutta Desulo senza guardare qualcuno in particolare, è sicuramente una persona che ha dato tanto. È armonizzata appunto questa poesia che parla appunto delle serenate che si facevano un tempo a Desulo, le serenate d'amore che non si fanno più, e da persona amante del territorio è protagonista in questa poesia anche un po' Tonara, perché c'è quella specie di ritornello bello, scomente, annoso, non ne due, che è una cosa tipica di Tonara, quindi lui da cittadino del mondo, diciamo così, voleva unire tutte quante le realtà, diciamo. Tra l'altro tu hai conosciuto molto bene Tonino, fai parte di un coro che lui ha diretto, e Tonino diceva sempre io sono di due posti fondamentalmente, Nuoro che mi ha dato i natali dove cresco e il cuore abita lì, e Desulo che mi ha adottato e mi ha sempre saputo riempire d'amore, di accoglienza, e quindi è vero, credo che Tonino abiti in ogni desulese, e le corali che questa sera sono salite sul palco lo hanno in qualche modo attraversato tutte, proprio per la vicinanza anche affettiva, al di là del fatto che il coro sia stato o diretto, le voci più o meno. E quindi noi adesso ascoltiamo il coro Muttosa cantare, il coro Anninora di Desulo. So
si intende sonanno, che una terra orta in vita nostra, sognano punti una terra avventura, si vinni canta braccia e sta vostra, punti fulanosini e i metano, così va ed un giro in vettura, organi tu non si intende sonanno, che una terra orta imita nostra. Grazie a Federico Di Chiara, grazie agli amici del coro Anninnora di Desolo. Ancora un applauso, grazie davvero. L'assessore alla cultura e ai servizi sociali di Tiana, Marilena Ibba, ci piacerebbe che ci raggiungesse qua sul palco per portare il saluto di Tiana, ma anche un pensiero di solidarietà e adesso sarà la volta di Teti del coro polifonico Surbale e quindi si prepara proprio a raggiungerci e a cantare per noi. Abbiamo ancora alcune formazioni corali che vogliono esprimersi, che sono qua, una serata molto bella, che sta camminando bene, un canto ognuno, ma davvero nell'insieme diventa poi un grande concerto e una voce sola. Grazie di essere qui, so che hai il piacere di porgere il saluto e, come abbiamo detto, un pensiero. Sì, il saluto da parte del sindaco, dell'amministrazione e di tutta la comunità. Sono particolarmente orgogliosa di far parte di questo territorio che risponde sempre in maniera partecipata a eventi di solidarietà. Insomma, è proprio per me motivo d'orgoglio e spero che ci siano tante altre iniziative di questo tipo, come sempre ce ne sono comunque. Grazie. Grazie davvero a Marilena. Voglio dare anche alcuni appuntamenti che riguardano l'attività di Sardegna Live, soprattutto venerdì 10, quindi venerdì prossimo da Perfugas trasmetterà in diretta il premio Sardo dell'anno che promuove Sardegna Live, quindi questa giuria popolare che vota, che si esprime e che quest'anno ha voluto simpaticamente premiare, ma con migliaia e migliaia e migliaia di voti, quel ragazzo di Perfugas, Gian Daniele, che con la sua pecora costruisce dei siparietti che ovviamente divertono, intrattengono, ma che giocando ha totalizzato oltre 40 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. È diventato un fenomeno che ha varcato i confini. E poi sarà la volta diciamo di Samugheo il 12 e poi anche Benetutti il 25 con la pentolaccia a cavallo. Vorrei un applauso per Sardegna Live e per tutti gli operatori. Grazie. Tra l'altro è una realtà che nasce nel nostro territorio, ma che sta sempre più guadagnando importanza e consensi ovunque. Ed è la volta di una compagine che nasce a Seulo, Coro Sinfonie nel Vento, diretto da Donatella Sottovia. Un bel applauso per gli amici di Seulo. Il vento rappresenta l'elemento simbolico che trasporta, che muove le cose, che le accompagna e le diffonde. In questo caso la musica e i suoi contenuti. Il coro di Seulo è composto da 12 elementi, nasce nel settembre del 2015, proprio con la voglia di veicolare attraverso il canto la conoscenza delle tradizioni sarde e popolari, verso le altre culture, verso gli altri luoghi, verso gli altri discorsi e poi da questi luoghi, da questi discorsi, da questi repertori trarre spunto, beneficio, proprio una mescolanza di culture che produce ricchezza e che
nel segno del confronto e dell'incontro, ovviamente genera davvero anche la bellezza di un'appartenenza. E ci fa piacere salutare Donatella, un bel applauso per la direttrice di questo sodalizio. Noi stasera ascolteremo un brano che credo conoscano un po' tutti i cori che si sono esibiti fin qua, e anche il coro di Bellevue che tra poco chiuderà il nostro incontro. Ed è un brano di Beppi De Marzi, e quindi non annunciamo nemmeno il titolo. Lo cantiamo, io credo che non rimarrete da soli su questo palco, ma sentiremo tante voci unirsi alla vostra. E allora gli amici di Seulo. Donatella, le sinfonie del vento, Seulo, e quindi la voglia di cantare. Vorrei anche la coppia in abito tradizionale, se venite avanti, perché all'inizio abbiamo avuto il piacere di metterle tutte insieme, quasi un segnale che univa quello che sarebbe accaduto su questo palco nel corso della serata. Abbiamo salutato loro, salutiamo molto volentieri anche voi, e quindi l'altra parte, la parte tradizionale di Seulo. Grazie davvero, grazie Donatella. Allora, vi ho annunciato Bellevue e poi avremo un piccolo fuori programma e poi vi racconterò una cosa nel finale. Sosordinagos è il nome di questo sodalizio. Un coro nasce all'inizio quasi con spirito di aggregazione sociale, vederci, incontrarci, dare un senso alle serate spesso più invernali che estive, perché magari l'estate si utilizza più per viaggiare e far ascoltare quel lavoro che d'inverno si produce. E poi ovviamente pian piano diventa impegno, diventa voglia di arricchire il percorso. Intanto li voglio sul palco con un bel applauso il coro polifonico Sosordinagos di Bellevue, diretti gli amici di Bellevue
Gigi Oliva. Il nome Sosordinagos è riferito alle corde che servono a Sumessaiu per governare il gioco dei buoi, e loro dicono in una scheda: l'abbiamo preso in prestito poiché, essendo la nostra un'associazione culturale, ci proponiamo di essere una guida per tutti coloro che si avvicinano alla cultura sarda e in particolar modo a quella belviese. Loro ovviamente in questo racconto che producono da tempo hanno messo insieme tanti canti, per questa sera ne hanno scelto uno. Gigi, ancora a te il piacere di presentarlo e di dirci che cosa canterete adesso. Sentiamo la corsicana armonizzata da Banneddu Ruiu, quindi anche un'occasione per rendere omaggio a Banneddu Ruiu, che è stato il primo maestro di quello che poi è diventata la coralità di Scuola Nuorese. Lui è stato proprio il primo maestro, quindi un modo anche per rendergli omaggio. Una coralità che nasceva in maniera spontanea, alla quale lui per primo ha dato ordine, e poi di lì subito dopo il coro di Nuoro e tante cose che sono successe e che propagandosi hanno costituito davvero la storia dei cori polifonici in Sardegna. Quindi Banneddu è mancato da pochissimo e secondo me lo abbiamo ricordato ancora poco e timidamente. Questa figura va ricordata molto e molto bene ad alta voce, Nuoro sicuramente lo farà, ma tutti i cori, tutti i cori della Sardegna gli sono debitori. Quindi un applauso a Banneddu Ruiu e al suo ricordo. Ascoltiamo questo brano che giustamente avete scelto. Belvì, venite al centro, voi due cari amici, perché con voi abbiamo, chiuso il passaggio dei cori che hanno articolato questo incontro. Però, c'è un però che adesso spiegherò a tutti. Prima voglio salutarvi e ringraziarvi per essere qui, per aver indossato l'abito tradizionale di Belvì e quindi per aver accompagnato le due corali, quella femminile e quella maschile. Quindi un applauso per Belvì. Grazie, grazie a Gigi. Vi dicevo, c'è un piccolo però, perché avrei dovuto dire a chi ci segue
da casa e ovunque, perché siete veramente in tanti e ci fa davvero piacere, però magari all'inizio quasi per gioco avrei dovuto chiedervi che tempo fa dalle vostre parti, perché sarebbero arrivate le indicazioni meteorologiche. Io vi posso dire che a Tonara oggi c'è il diluvio universale, piove veramente in maniera consistente, c'è stato un solo momento, 3 minuti in cui è saltato il ponte della diretta e ci dispiace, ma recuperiamo subito, perché è stato il momento in cui il coro degli amici di Teti Surbale stava cantando, e siccome ci piace che tutte le voci che si sono riunite possano arrivare ovunque, noi chiediamo la gentilezza agli amici del coro Surbale di Teti e a Costantino Mirai di tornare sul palco con un bell'applauso. Qui non possiamo neanche chiedervi scusa, è proprio il tempo, però ci dispiaceva marcare questo piccolo neo. Mentre invece vi voglio dire, sapete, Maria Giovanna Cherchi è stato abbondantemente annunciato, doveva essere qui oggi, ha avuto il premio, che ovviamente è una cosa prestigiosissima, Alziator. Hanno proprio negli ultimi giorni fatto coincidere la data e l'orario, e quindi lei, oltre che salutarvi, promette di essere qui a Tonara a Pasqua e Pasquetta, quando ci sarà la Sagra del Torrone, quando ci sarà la grande festa dell'accoglienza che Tonara organizza da anni, ogni anno, con sempre maggiore e crescente successo. Quindi un bacio a Maria Giovanna Cherchi e viva Tonara, davvero, che ci ha accolto oggi e ci accoglierà anche a Pasqua e Pasquetta, per tutti coloro che vorranno venire qui a fare festa. Costantino, ovviamente ho detto non posso neanche chiedervi scusa perché non è davvero colpa di nessuno, ma ci fa piacere essere ovviamente con tutti attenti e premurosi. Che cosa volete cantare? Sì, intanto chiedo scusa, no? Non c'entriamo nulla. A Fizumeo, quindi è un altro brano del repertorio del coro scritto appositamente per coro Surbale. Allora, un piccolo fuori programma, ma assolutamente un programma nuovo per chi ci guarda da casa. Gli amici di Teti, applauso, coro Surbale. Saluna di canta San
Questa era perfetta, eh? Grazie davvero Costantino, grazie agli amici di Teti, di cuore, grazie davvero. Ancora un saluto forte, grazie, grazie, grazie. Con voi salutiamo tutti, tutte le corali. Flavia, vorrei che mi raggiungessi sul palco in questo sottofinale che davvero è stato molto bello per noi perché abbiamo sentito la partecipazione di tutti, davvero la voglia delle varie associazioni di esserci, di dare il loro contributo, di cantare e di manifestare anche gioia attraverso il canto e non solo la forza davvero di trasmettere un messaggio di speranza, come abbiamo detto in apertura. Quindi mi fa davvero piacere, così come abbiamo quasi aperto, chiudere in compagnia del sindaco di Tonaria, Flavia Locche. Con la presenza di Marco voglio approfittarne perché avete visto anche i suoni, le luci hanno amplificato il nostro racconto, quindi un bel saluto e un grazie anche a loro che sono stati qua davvero per portare il loro contributo alla Fester Sound di Marco Zoa di Tortolì. Flavia, se ci giriamo un secondo, mi fa davvero piacere se abbiamo una foto con tutta la sala. Siamo troppo blu. Faremo un po' i puffi stasera, siamo un po' blu, ancora un pochino così che abbiamo più luci, così abbiamo una bella foto ricordo. Quelli di Sardegna Live saranno contenti, diranno ma guarda che finale hanno creato per noi, è davvero solo il piacere, un fotografo serio, Flavia guardala così, sulle mani tutti così un saluto e rimane davvero un bel ricordo di questa manifestazione. Si gioca anche, per fortuna e con la voglia di sorridere. Vorrei che fossi tu a porgere il saluto prima di dare l'arrivederci a una prossima occasione bellissima. Allora, di nuovo un grandissimo ringraziamento a tutti voi che avete contribuito alla splendida riuscita di questa serata. Grazie a Giuliano che si è prestato, a Sardegna Live, grazie al coro femminile di Tonara che come al solito si è speso proprio infinitamente per la buona riuscita di tutto. Da buona padrona di casa devo porgere anche le scuse da parte del coro maschile che non è potuto essere qui ma che comunque ha dato il suo contributo, e poi spero che comunque altre tante iniziative magari possano essere fatte nei vostri paesi e noi porteremo sicuramente la nostra testimonianza. Vi ringrazio ancora a tutti e poi vorrei dire che ero in collegamento prima, il sindaco di Amatrice ha avuto parole di compiacimento per la nostra manifestazione e quindi un saluto. Che ovviamente rivolgiamo con molto affetto, indirizzandolo a tutte le persone davvero che ci hanno voluto bene questa sera e che sono state con noi. Grazie di tutto, a manutenta sempre. Arrivederci alla prossima occasione. E viva Tonara! Ballande l'urto tumpare, su ballo a Santiga moda, tu due sì che s'arroda, ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato, dai so che accompagnato, a Bolu deve andare. Rosa festa de Ocannu ballate tutto in allegria e giù casa hermano in mezzo de sabizzinnia alligrata su coro l'intendo in sus sentidos canoidos ardente quier ballende a mano
cantano a melodia, paghesa ida contenta, ballo canto e poesia, unidos a manutenta.